Balla col Peccol dei Lupi. Nessuna novità cinematografica in arrivo, ma solo la prosecuzione della telenovela di Scarica in provincia di Gorizia. Chi aveva già annunciato i titoli di coda, ipse dixit presidenziali, la discarica di Peccol dei Lupi è chiusa e chiusa resterà. Deve ricredersi. Peccol dei Lupi è l'unica discarica per rifiuti urbani non pericolosi della provincia di Gorizia. La sua dismissione è iniziata da tempo, visto che i rifiuti vanno a morire a Trieste, però i conti non tornano. Si parla di 37.000 metri cubi ancora disponibili, ma chi può nicchia in attesa di sviluppi futuri. Sta di fatto che la patata è bollente, anzi chi cerca soltanto di sfiorarla si ustiona. Nubi nere all'orizzonte stanno annunciando l'arrivo del prossimo temporale, che sarà, secondo gli addetti ai lavori, molto forte e lascerà sul campo, dopo il suo passaggio, il segno. I soliti mali italiani che si materializzano anche nella principesca contea di Gorizia e Gradisca, di fierezza e mentalità asburgica, ma italianissimamente d'attualità. Ma quello che ci ha lasciati perplessi sono le immagini successive al servizio. Girato l'ostacolo, ecco la scoperta. Che peste, che peste, che peste. Le immagini parlano chiaro, questo succede anche nell'immacolato e vergine Friuli. Ci si augura che chi può intervenga subito, in particolare l'appello viene lanciato al comandante della polizia municipale di Cormons, Faesini. Lo invitiamo a mandare i suoi uomini anche a controllare queste cose, perché a Cormons non si devono fare solo multe, ma si deve anche tutelare l'ambiente. Le immagini parlano da sole, a chi non piace non resta che dire. Che peste, che peste, che peste. Il potere nel paese del Bengodi e Machiavelli non ama che si faccia il proprio dovere. Noi rispondiamo con la satira. C'è poco da ridere, è vero, ma a chi vi parla il voyeurismo non gli si addice. Alla prossima, forse.